La giornata del 202esimo anniversario del Corpo della Polizia Penitenziaria è l'occasione per toccare temi attuali quali la detenzione, il sovraffollamento e la cronica carenza dell'organico all'interno delle carceri. Questioni all'ordine del giorno che, come nel resto dell'Italia, sono presenti anche all'Istituto Penitenziario Pio X di Vicenza, una struttura in attesa di un nuovo direttore che al momento è al collasso per il numero elevato di detenuti e che attualmente ospita quasi il triplo della popolazione carceraria che potrebbe accogliere. Nonostante si sia provveduto negli anni scorsi alla realizzazione di un nuovo padiglione occupato in poco tempo, la situazione resta drammatica e dunque spesso si contano suicidi, sofferenze e malumori in un mondo che, vale la pena ricordarlo, è conosciuto solo da chi è dietro le sbarre. Quel mondo lo conosce bene il cappellano del Pio X, Don Gigi Maestrello, che da anni opera all'interno dell'istituto di pena. È vero che c'è un sovraffollamento, è un dato di fatto, però ci sarebbero tutti gli elementi per diminuire la popolazione carceraria, perché qui dentro ci sono tantissimi detenuti che andrebbero trattati diversamente. Quindi lì bisognerebbe avere più attenzione verso i detenuti che non farebbero del gran male e trattarli in modo diverso. Un'emergenza, quella penitenziaria, che andrebbe affrontata seguendo diverse strade, da quella del reinserimento che spesso non avviene, una buona percentuale ritorna in carcere, alla costruzione di altri istituti che non bastano, visto che si contano oltre 60.000 detenuti in Italia, ai problemi come mancanza di interpreti, di informatici, collaboratori, un'emergenza dietro l'altra, visto che lo stesso carcere di Vicenza è senza un direttore da mesi, con il suo ex Fabrizio Cacciabue oggi a Padova e presente al Pio X 2 volte alla settimana. È talmente permanente, io sono entrato nell'84, ho trovato criticità di sovraffollamento che è durata in tutti questi 30 e passa quasi 40 anni, quindi in realtà è una normalità.